Ha riunito tutti i dirigenti e vertici dell'azienda, responsabili dei 5 ospedali della provincia, per pianificare e programmare interventi per migliorare la qualità dei pronto soccorso. Salvatore Lucio Ficara, manager da 2 mesi, intende correre ai ripari. 2 le linee direttive lungo le quali intende muoversi: organico di personale e miglioramento delle attrezzature. Ecco perché ha dato mandato al responsabile dell'ufficio tecnico di apportare gli accorgimenti necessari per risolvere i problemi strutturali, al responsabile del provveditorato di accelerare gli acquisti del materiale sanitario e non, di cui è carente la struttura, al capo del personale invece il compito di reclutare le risorse umane occorrenti nei limiti dell'assegnazione previste e concordate con l'assessorato alla salute. Abbiamo nominato un nuovo responsabile, che è il dottore Cavaleri, il quale ha avuto come primo punto quello di verificare quali erano le criticità sia strutturali sia relative alle risorse umane, compatibilmente ovviamente sia con le risorse economiche che abbiamo che con i tetti di spesa che ci dà lo Stato e la Regione. Però oggi penso che già si è fatto un buon lavoro di coordinamento che prima mancava e almeno sappiamo ora qual è la strada da seguire. I dirigenti sono stati responsabilizzati, non c'è più l'accentramento, ma ora hanno l'obbligo di svolgere il compito per il quale effettivamente sono pagati. La maggiore criticità riguarda questa grande affluenza di utenza e la carenza di personale in questo momento di prima emergenza. La carenza del personale infermieristico viene risolta, penso, entro domani. La carenza del personale medico purtroppo non dipende da noi, perché noi li abbiamo nominati più volte e che i medici di pronto soccorso ce ne sono pochi e quei pochi che ci sono si preferiscono, quando li chiamano, andare verso i grandi centri. Ora stiamo studiando soluzioni alternative, in particolare sappiamo che c'è qualche medico dell'Agrigentino che vorrebbe venire, anche se però le mobilità sono bloccate. Vediamo se facciamo un provvedimento provvisorio in attesa magari che poi lo trasferiamo definitivamente. E durante l'incontro di stamane è stato presentato un progetto preliminare che riguarda l'adeguamento dell'unità operativa di pronto soccorso. Oggi abbiamo esaminato anche un progetto di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Prevede essenzialmente la riorganizzazione dell'area di emergenza, la zona rossa che noi chiamiamo, in maniera tale da renderla più funzionale e più adeguata alle esigenze. Voglio dire, per meglio chiarire il tutto, che saranno invece degli attuali 2 posti letto, rifunzionalizzandolo avremo 4 posti letto di emergenza rossa e anche un'emergenza meno intensa come colore, cioè che noi chiamiamo tecnicamente arancione, più del giallo ma meno del rosso. Questo consentirà di rispondere meglio alle esigenze dell'utenza. Inoltre sarà prevista una rifunzionalizzazione delle aree più critiche, questo per far sì che l'utenza abbia meno tempi di attesa e quindi dare corso a questa esigenza che ci è stata più volte rappresentata e che oggettivamente è un'esigenza giustificata.